Buonasera da Leandro Maggi, lo Vigo in diretta, siamo in Sala Eracle a Portoviro per questa interessante iniziativa del Lions Club Contarina Delta Po sul tema Ecologia integrale, etica e scienza in dialogo. A confrontarsi Monsignor Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, e il dottor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR e membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Ascoltiamo l'interessante riflessione di Monsignor Giampaolo Dianin. E cioè che questa macchina, che è la macchina del progresso, del futuro, ha anche un'altra parte della medaglia. Cioè, se io sono un imprenditore o un'azienda e arrivo a poco macchinario, lo prendo, però magari quel macchinario non ha più bisogno degli operai che aveva quello precedente, e quindi questi qua mi diventano in più, mi diventano quasi uno scarto, a meno che io non riesca, come dire, a farli partire. Ecco. Pensiamo alla delocalizzazione, vado in un posto dove la manodopera costa meno, dove ci sono meno pesantezze fiscali e così via, però facendo questo io, come dire, genero inevitabilmente anche degli scarti delle persone che rimangono senza lavoro. Rifiuti. Noi produciamo ogni anno 300 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, solo di plastica. E colpisce che un paese come gli Stati Uniti, cioè uno dei paesi penso più ricchi, un'economia avanzata, nel 2020 l'11,4% della popolazione vive in estrema povertà. L'11,4%, che vuol dire che un'economia così avanzata, per poter essere tale, come dire, crea scarti. Si parla di distruzione creativa, cioè se voglio andare avanti devo distruggere qualcosa di vecchio, no? Come se per poter avere una macchina nuova devo rottamare. Quello che mi pare nel Papa è questo, no? Lo dico come domanda, dobbiamo rassegnarci a questa logica per cui lo scarto è una necessità, è una cultura, è uno stile. Papa Francesco diceva una cultura dello scarto, fa parte di questo meccanismo. E allora tornano, non possiamo trovare a pensare anche il discorso economico.